qual è la situazione ad oggi? Abbiamo 222 pratiche già inviate alle banche con una richiesta di risarcimento di circa 6,5 milioni di euro. Cifre molto alte. Ti dirò di più, che nel mese di marzo abbiamo già prenotazioni per oltre 80 persone, per l'esattezza sono 82, per un valore di circa 1 milione e 850, quindi a fine marzo la cifra di 6 milioni e mezzo dovrebbe superare gli 8 milioni. C'è una situazione di sommerso che ora sta venendo allo scoperto. Noi non sappiamo quante persone hanno investito nei diamanti, però stiamo vedendo che giornalmente abbiamo telefonate nelle varie uffici dell'associazione della CISL, sia di Recco che di Rapallo, che di Camogli, che di Sestri Levante, che chiedono appunto appuntamenti per i problemi legati ai soldi che vorrebbero fossero un po' ritornati da parte delle banche. In media una persona quanto ha perso? Noi in questo momento, valutando del 30% con l'importo, il valore che la banca o le banche danno ai nostri associati, hanno un ritorno di circa l'87-90% sulla cifra esposta, quindi perdono ancora un 10%. Voi continuerete a seguire queste pratiche anche nei prossimi mesi? Naturalmente non possiamo sapere per quanto tempo andremo avanti, sicuramente a questa domanda la risposta è continueremo finché ci saranno persone che chiederanno aiuto. Per quanto riguarda i diamanti, che cosa bisogna fare, chi li ha in possesso? Ma chi li ha in possesso se li tiene stretti, perché oggi il mercato è molto basso, c'è una grandissima offerta di diamanti e come sapete l'offerta eccede la domanda e quindi il prezzo è molto basso. Significa, come risposta da parte noi, teneteli per 1 anno, 2, 3, 4, perché col tempo il valore sicuramente crescerà.